La storia della pedemontana veneta data 1990, allora però si chiamava autostrada, doveva essere realizzata dallo Stato che poi l'avrebbe data in concessione. 3 caselli gratuiti, pedaggio solo per chi la utilizzava interamente dall'interconnessione con la A4 nel Vicentino allo svincolo autostradale di Spresiano in provincia di Treviso. La regione non avrebbe dovuto tirar fuori un centesimo, meglio una lira. Poi, dopo la levata di scudi dei comitati locali sostenuti dalla quasi totalità dei sindaci dei comuni attraversati dal progetto, l'autostrada venne declassata a superstrada, a tutt'oggi realizzata solo per il 30% del progetto. Per concluderla servono 300 milioni di euro che la Regione deve farsi dare dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma deve rispettare contemporaneamente il Fiscal Compact, in virtù del quale, per ottenere quei denari, la Regione è obbligata ad avere uguale entrata in bilancio. Da quando ci sono io in Regione, da quando ci siamo noi, non si paga l'addizionale IRPEF. Fatto un conto in soldoni vuol dire per i Veneti, unica regione in Italia che in questi 7 anni non si sono pagati circa 8 miliardi di euro di tasse. A noi, dice Zaia, non serviva una tassa. Noi stiamo oggi subendo questa norma, tant'è vero che ho chiesto al governo di darci deroga a questa norma come l'ha data ad altre realtà, una per tutte la Campania. Resta da capire però che fine faranno i soldi dei veneti nel momento in cui la Cassa Depositi e Prestiti renderà disponibile il prestito. Abbiamo 2 grandi alternative, o dedicarli a estinguere parte del mutuo o il mutuo, oppure dedicarli ai veneti. Siccome sono una tantum, potremmo ad esempio pensare di darli alle fasce più deboli. Il Presidente pensa soprattutto ai disabili, ai non autosufficienti e poi nel settore dei servizi agli asili e alle scuole paritarie. Di certo che non vanno sprecati e di certo che la tassa non ce la siamo inventata noi, è un fatto tecnico.